Riprende il contropiede con Cacciaguerra per Kerkes. Giovannelli controllato da Fabbri, salta Giovannelli, Fabbri ci prova, arriva subito il rigore perché Fabbri ha strattonato per il braccio al momento del tiro il giocatore del Forte dei Marmi e quindi va al tiro e passa la pallina sotto il portiere. Possesso di pallina, scambia con Giovannelli che mette dietro per Kerkes, che ancora una volta fortunatamente per il Follonia non è pronto, però stavolta il gol arriva dopo tutte queste azioni davanti alla porta. È arrivato palla ai due giocatori versiliesi, va Giovannelli Tommaso in accelerazione, Premoli perde il numero 78, cade sulla finta Premoli di tiro e Giovannelli porta via la palla e va la palla in porta. Rivediamo dalla regia Giovannelli per Kerkes, va Kerkes e la pallina si infila tra le gambe di Andreoni che va in velocità, ovviamente basta toccarlo a quella velocità lì e cade. Il Forte dei Marmi si trova stavolta in netta superiorità e arriva il gol e va in accelerazione Galgani da solo, giusto per far passare il tempo, perché così diciamo non riesce ad essere pericoloso in Follonica, anzi tutto il contrario, infatti arriva il sesto gol. Queste ripartenze così solitarie. Galgani attaccato da Kerkes, scambia con Saitta, perde palla Saitta, serve una bellissima palla Cacciaguerra per Del Medico, disturbato da Agresti. Riesce Agresti nel disturbo a portare via la pallina, la dà a Galgani lungo la sponda per Talarico e mette in mezzo una palla per Fabbri, scusate, che mette in mezzo una palla, scambia bene per Talarico, da pericolosi. Va Fabbri in accelerazione da solo, sotto gamba di Fabbri, mette in mezzo una palla e arriva il rigore netto. Tutto pronto, va Galgani e para, Follonica riesce a recuperarla con Fabbri che però la perde ancora. Guadagno di Giovannelli che va al tiro e sorprende Rialiva e fino a questo momento aveva Cacciaguerra lungo la sponda per Giovannelli Tommaso. Lorenzo arriva, grande l'intervento di Riva, il primo intervento. Il secondo purtroppo, se ci fa rivedere la regia, il gol. Perde palla a Talarico, allora va via Giovannelli Tommaso ancora, ma esposto, riesce a intercettare la pallina e arriva il blu per Fabbri e il rientro in pista del arriva il gol di Giovannelli e si va a cifra doppia. Follonica cerca di dare una palla dietro Frare per Talarico, non ci riesce e arriva l'11° gol di il giocatore avversario. Giovannelli, va Giovannelli da solo in area e arriva il 12° gol di Giovannelli, indomito. Abbiamo MVP del match, numero 78 del Forte dei Marmi.